Il Veneto ha deciso in questa fase di non far più vaccini AstraZeneca sotto i 60 anni. Questa è la decisione assunta dalla Regione dopo l'ennesimo caso AstraZeneca, con EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, che se da un lato ha confermato la sicurezza del vaccino, dall'altro ha demandato la decisione agli Stati membri, raccomandando, non obbligando, la somministrazione agli over 60. Abbiamo capito che EMA, come si può dire, quando c'è brutto tempo evita di uscire di casa. Nel senso che vedo che EMA ha detto che gli Stati membri decidano. È questo sistema di decidere. La Regione quindi ha deciso di sciogliere subito il nodo, allineandosi con le singole ULSS che nelle prossime ore comunicheranno la rimodulazione della campagna vaccinale che, assicura Zaia, non dovrebbe subire rallentamenti, a patto che i lotti programmati giungano a destinazione. Sopra i 60 anni noi abbiamo una popolazione di quasi 2 milioni di cittadini. Se mettiamo gli over 60 più i fragili, i vulnerabili, eccetera, noi comunque prima di arrivare agli under 60 da vaccinare, ne abbiamo quasi 2 milioni prima da fare. Nel frattempo arrivano anche nuovi vaccini, cioè, insomma, se ci diamo delle priorità. E tra le priorità, ribadisce il presidente del Veneto, ci sono gli over 70, mentre un punto fermo è fissato sulle seconde dosi. Il Ministero ha chiarito che i richiami AstraZeneca sono AstraZeneca su AstraZeneca, a prescindere dall'età, perché se uno l'ha già fatto vuol dire che non ha avuto problemi. Il Veneto, puntualizzano dalla regione, è primo per somministrazioni in Italia, 34.000 dosi inoculate nelle 24 ore, questo di fronte a un contagio che cala, 0,96 l'R-conti, valore da zona gialla, ma che non allenta la presa sulle terapie intensive, sempre sotto stress, con i sanitari non ancora vaccinati, poco meno di 10.000, che stanno rivedendo le loro posizioni dopo l'ultimo decreto sull'obbligo. Connesso il tema della ripartenza con le regioni che premono sul governo Draghi per riaperture sostenibili. Buon senso della gradualità, ma comunque di affrontare questa nuova stagione che non può essere ancora la stagione di chiusura senza se e senza ma.